Il Senato approva. È finita così, con 154 voti favorevoli, 131 contrari e 2 astenuti. È lo stop al DDL Zan, quello che si consuma in Senato dopo una discussione costellata da momenti di grande tensione. Senatore Santangelo, lei è un grande maleducato. Prego, senatore Licheri, non si fa così alla presidenza. Lei è un maleducato. Si sieda. Allora. Caduti nel vuoto gli appelli del Partito Democratico, in particolare del primo firmatario della legge, il senatore Dem Alessandro Zan, che invitava l'Aula a bocciare la richiesta di voto segreto presentata da Lega e Fratelli d'Italia, una richiesta rinnovata anche prima dell'ingresso a Palazzo Madama. Speriamo che innanzitutto la Presidente del Senato Casellati non conceda il voto segreto, perché trattandosi di un voto procedurale non c'è un voto nel merito. È bene che tutte le forze politiche di fronte a questo passaggio cruciale voluto da Lega e Fratelli d'Italia per affossare la legge, si assumano le proprie responsabilità di fronte al Paese. Il voto segreto è un modo per nascondersi. Il voto segreto passa, il DDL finisce la sua corsa con una caccia alle streghe nel centro-sinistra e i renziani di Italia Viva sulla graticola. Il centro-sinistra era infatti sicuro di poter contare su 149 voti, ne mancano 16 più i 2 astenuti. Punta il dito contro il Partito Democratico invece la Lega, con il senatore padovano Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia. La Lega rimarca questo con dispiacere, il fatto che qualcuno ha voluto forzare la mano e quindi questo è il dato politico. Noi non siamo soddisfatti perché il Paese ha mancato un obiettivo. Io credo che oggi qualcuno deve riflettere e questo qualcuno ha un nome e cognome, ripeto, è il Partito Democratico che ha voluto tirare la corda e questa corda si è spezzata. Ci sarà bisogno di un testo nuovo, un testo diverso, un testo condiviso che dovrà ripartire eventualmente dal Senato. Secco il commento affidato ai social di Alessandro Zan. Chi per mesi dopo l'approvazione alla Camera ha seguito le sirene sovraniste che volevano affossare il DDL Zan è il responsabile del voto di oggi al Senato. È stato tradito un patto politico che voleva far fare al Paese un passo di civiltà. Le responsabilità sono chiare.